Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo in generale di solitudine, ma soprattutto di un nuovo punto d'ascolto. Un nuovo punto d'ascolto che è stato creato dall'ASPIC e con noi oggi in studio c'è la presidente di ASPIC, la psicoterapeuta Anna Degano. Buongiorno, grazie per essere qui con noi Anna. Buongiorno a te e a tutti gli spettatori. Io comincerei la nostra trasmissione parlando proprio di solitudine, perché il tema solitudine è il tema che si affronta generalmente soprattutto d'estate, nel periodo estivo. Quindi se pensiamo al periodo estivo, solitudine, poi alle spalle abbiamo tutto un insieme di problematiche che certamente non aiutano e quindi mi pare di capire che il disagio, soprattutto in questo momento, stia aumentando dal punto di vista psicologico, no? Sì, da un punto di vista sociale, dici bene, questo è il momento dell'anno anche più faticoso, più duro. Nell'estate le persone cercano altro, escono, abbandonano i luoghi comuni, le attività si fermano, pensiamo solo ad esempio alla scuola, le persone vanno in vacanza e molte altre persone sono da sole, perdono i punti di riferimento, di supporto. L'altro aspetto che tu accennavi giustamente ha a che vedere con ciò che noi ci stiamo portando dietro, quindi in quest'estate proprio 2022 è un'estate purtroppo appesantita da uno storico recente che ha a che vedere con la pandemia prima, con le difficoltà sociali politiche, quindi penso alla guerra che sta quasi diventando dal punto di vista proprio della pesantezza, una guerra anche questa pandemica, mi viene da dire globale, nei suoi effetti di tristezza, di impotenza, e l'altro aspetto la siccità, cioè sembrano veramente le piaghe d'Egitto, no? Le piaghe sociali che hanno come effetto il disagio. Tu hai sottolineato e azzeccato proprio il tema. Noi socialmente stiamo adesso, molto più di prima, molto più di 2 anni fa, dell'inizio della pandemia, stiamo proprio manifestando un grande disagio e chi lo manifesta maggiormente sono i giovani, sono gli anziani e sono i genitori, che come dicevo prima sono quelli che vengono più ad essere abbandonati, mi viene da dire, in questo momento. Sì, perché c'è voglia di uscire, no? Dopo essere rimasti chiusi in casa per tanto tempo, c'è voglia di partecipare, voglia di socializzare, però anche in questa voglia di socializzare si nota che effettivamente c'è qualcosa che non va. Sì. E lo rilevi proprio attraverso il tuo lavoro, attraverso l'ascolto. Io immagino che ci siano tante più persone che si rivolgano in questo momento dallo psicologo, dallo psicoterapeuta rispetto al passato. O perlomeno devono trovare il coraggio di farlo, perché molti non trovano neanche il coraggio di farlo, no? È vero, sia questo che quello. È vero che questo è il momento in cui si rivolgono di più e noi come ASPIC siamo un po', come dire, i ricettori di questo disagio. Siamo uno sportello perennemente aperto, occupandoci poi di psicologia di comunità, ci occupiamo dei vissuti di comunità e rileviamo che il bisogno e la richiesta di aiuto sono maggiori in questo periodo, dico in questi mesi, dall'inizio dell'anno, in particolare quest'estate, da persone che meno tu immagini. Questo disagio ha a che vedere, dicevo, con l'impotenza. E tu dicevi, è quella cosa che si sente, no? Si sente che non c'è la possibilità di cambiare le cose. Questo si toglie la speranza, è stata tolta la speranza, la possibilità di poter modificare, no? In passato i nostri nonni ci dicevano, no? Beh, finito, no, il periodo difficile inizierà quello buono, ma sembra che non arrivi mai e questo crea non grande arriviamo confusione. mai a toccare il fondo, in sostanza. Perfetto, brava. Perché in teoria uno dice tocco il fondo e poi
rinasco, ma in questo caso il fondo non riusciamo mai a toccarlo. Certo, e no, quindi non c'è e non abbiamo più la capacità di gestire quella che era la normalità, le difficoltà e le criticità normali, perché le energie le abbiamo spese per riuscire a sopravvivere in questo momento di assenza di speranza. Per cui, come dicevo, c'è la difficoltà nei giovani, la difficoltà negli anziani, in questa solitudine, e quello che avanza anche è il tema della non costruzione, dell'impossibilità a poter risolvere le cose. Ci sentiamo, dicevo anche prima, proprio impotenti. C'è una grande crisi anche delle coppie. Questo volevo rimandare, la coppia che, come dicevo, non riesce a reggere i passaggi naturali. Okay. Il passaggio della tenuta, il passaggio della disillusione, non riesce a supportarsi reciprocamente. C'è questo riportare ai bisogni di ognuno di noi e si perde la forza del legame. Quindi si perde il tema dell'unirsi, l'unirsi per superare qualcosa. A tal proposito abbiamo avviato uno sportello, inaugurato da pochissimo, proprio per questo, proprio perché il disagio è aumentato su più piani. Abbiamo pensato proprio, soprattutto per l'estate, di aprirlo in questo momento per dedicarlo proprio all'ascolto, dedicarlo ai gruppi, no? Ricostruire, dare alle persone la possibilità di ricostruire il legame, perché in questo momento più che mai il tema della psicologia di comunità, che porta con sé la tematica dell'empowerment, quindi della ricostruzione della speranza, il dare possibilità, lo possiamo fare attraverso la costruzione di relazioni, cioè investire in uno spazio dove le relazioni tra pari, anche portatori dello stesso disagio, come sono i gruppi AMA, i gruppi di automutuo aiuto, sono più che mai la risposta possibile, naturale, di un gruppo sociale, di una comunità che funziona, e lo abbiamo immaginato proprio all'interno di un centro commerciale, che centro proprio commerciale, perché nel Ma centro secondo commerciale me dovreste pensarlo anche nel cuore della città, per conto mio. Perché questa è una buona idea, Isabella, e la teniamo. Buona. Perché c'è bisogno di coinvolgere. Allora, quando le persone sanno, come in questo caso al centro commerciale, no? Sanno che c'è questo punto, passano davanti e dicono: oh, che cos'è? Andiamo a vedere, ma forse magari potrei anche parlare per vedere se riesco a risolvere i miei problemi, no? Certo, Perché certo. uno vede, perché bisogna Certo. no, che ci sia anche l'impatto visivo, non Certo. so, penso io. Non solo, Dal ma mio anche... punto di vista, ecco, Certo. dico, vedo una cosa mi incuriosisce. Certo, bella l'idea del centro della città, no? Che rappresenta un po' il cuore e rappresenta anche il luogo dove noi andiamo a condividere, no? A costruire relazioni. Una volta, un tempo passato, sto pensando ai miei nonni, riporto un po' questo tema della storia, si andava in piazza per conoscere le persone, Certo. per comunicarsi anche le novità, quindi una bellissima idea, quella di poterlo aprire proprio nel cuore delle città, no? Dove tu passando puoi anche superare la barriera della vergogna, tra virgolette, no? Che magari alle volte le persone provano entrando nelle istituzioni, immaginando di avere un centro in città, dà la possibilità alle persone proprio anche di esorcizzare, no? Di rendere questo proprio naturale, di riprendere in mano quel naturale, potersi sfogare, comunicare, condividere e anche alle volte superare, no? Perché condividendo sei già a metà. Intercetti il disagio direttamente sul territorio. E già entri in quella dimensione già di risoluzione dello stesso, perché nel momento in cui le persone riescono a condividere c'è la forza del gruppo, che permette, o anche solo dello scambio, che permette di attivare energie positive nella persona e quindi di accompagnare la persona anche nel momento più difficile. Se non altro anche di dare informazione, permettere alla persona di mettersi in contatto con le istituzioni adeguate. Un centro proprio anche di contatto, quindi l'abbiamo immaginato grazie anche al supporto di Tony Bardelli, quindi il centro commerciale Città Fiera ha messo a disposizione di Aspic e quindi della comunità questo spazio al primo piano. Ecco, vediamo proprio gli orari, centro, no? Perché, certo. Anche perché uno sappia quando è possibile passare da passare voi. di Ecco, lì, ricordiamo che il sicuramente... servizio è gratuito, Sì. è gratuito. Voi entrate, potete parlare tranquillamente, nessuno vi fa pagare niente, no?
Assolutamente. Nessuno fa pagare qualcosa. Ecco, assolutamente. Noi ci basiamo proprio su questo principio dell'automutuo aiuto, della gratuità, e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i volontari, colleghi e collaboratori dell'ASPIC che si mettono insomma a disposizione. Ci sarò anch'io, quindi se capiti della Isabella andrete a rotazione? Andremo a rotazione. Ma si può prendere anche appuntamento, no? Per andare lì? Sì, sì, sì. Posso dare il numero? Puoi dare il numero, certo. 320 1941 125. Lo ripeto, che così chi ci ascolta riesce a prendere nota, carta e penna. 320 1941 125. Io ricordo la mail, quindi per la presa di appuntamento la mail da contattare è info@aspicfvg.it. Ecco, lo vediamo scritto. Bene. Lì anche. Perfetto, ripeto, info@aspicfvg.it. Quello sarà un luogo anche per contrastare la tristezza. All'interno di questo luogo noi attiveremo sia lo sportello di ascolto, ma anche i gruppi di automutuo aiuto dedicati a tematiche specifiche, serate gratuite, dirette Facebook, e anche un supporto particolare per i genitori e per i ragazzi, per i giovani proprio, mirato su questo. Quindi anche lo yoga della risata mi viene in mente, visto che le tue serate divertenti. E una cosa molto bella, il massaggio. Il massaggio, quindi... quello in coppia? Bravissima. Gratuito, e lo faremo anche in gruppo, che ha a che vedere con il contatto, perché il contatto fisico ha a che vedere con la ripresa della fiducia, con il benestare e con lo sviluppo dell'autostima, Isabella. Quindi stiamo proprio pensando di attivare questo servizio in particolare assolutamente gratuito, che manca, oggi manca tantissimo, molto. Bene, ringraziamo Anna Degano, il tempo è tiranno, avrei tante cose da chiederti ancora. Ringraziamo Anna Degano, che ricordiamo essere psicoterapeuta e presidente di ASPIC delle Friuli Venezia Giulia. Grazie a te Isabella, grazie a Telefriuli che dà sostegno nella divulgazione di questi servizi. Grazie a Anna Degano, grazie per averci seguito, e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci. Arrivederci a tutti.